Padre, ti comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Concedi a noi la grazia di vivere per fa che anche oggi molti giovani cantino sul potere di Cristi. Che sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, anche noi rimettiamo i debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Quando il suo popolo unito nel ricordo della Beata Vergine Maria di Segno mediante, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della sua grazia. E rinnovi e vivere nella sua secoli e secoli. Signore sia con voi. Si benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
Canto d'ingresso, alto e glorioso Dio al numero 36. Alto e glorioso Dio, illumina io, dammi una fede retta, speranza certa e carità. Dammi umiltà profonda e scienza che non confonda. Nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Signore Gesù Cristo, devoti ti adoriamo in tutte le tue chiese sparse per tutto il mondo. Santissimo Signore, a te ogni lode e amore, perché nel mondo con la tua santa croce. Festa di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. Il serafico Padre Francesco, per il suo singolare amore verso la Beatissima Vergine, ebbe sempre particolare cura della chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli, chiamata anche Porziuncola. Qui egli prese stabili dimora coi suoi figli. Qui diede inizio con Santa Chiara all'ordine delle Clarisse. Qui concluse il corso della sua mirabile vita. Per questa cappella il santo fondatore ottenne da Papa Onorio III la storica indulgenza che i sommi pontefici confermarono successivamente ed estesero per le chiese. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e via Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti amiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Sia alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro La sapienza fa il proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la gloria. Come un terebinto io ho esteso i miei rami, e i miei rami sono piacevoli e belli. Come i fiori di gloria e di ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possesso del quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'ora beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto per me. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato chi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me. Soccorso Israele, osservosi della come aveva promesso e la sua discendenza per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. La conversione di San Francesco comporta, su invito del Signore, a restaurare 3 chiese: la chiesa di San Damiano, la chiesa di San Pietro Rivotorto e la chiesa di Santa Maria degli Angeli, chiamata anche la Portiuncola. Restaurata la chiesa della Portiuncola nel 1200, mentre Francesco se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare della Portiuncola, immersi in preghiera, vide all'improvviso uno sfolgorante chiarore rischiarare le pareti dell'umile chiesa. Seduti in trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero in una luce sfolgorante Gesù e Maria. Il Redentore chiese al suo servo quale grazia desiderasse per il bene degli uomini. Francesco umilmente rispose: poiché è un misero peccatore che ti parla, o Dio misericordioso, egli ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori. E tutti coloro i quali pentiti varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te, o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe. La risposta del Signore: quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra da parte mia questa indulgenza. Francesco con frate Masseo l'indomani si diresse su Perugia, dove allora si trovava il Papa. Il pontefice Onorio III, ascoltato il racconto della visione, chiese per quanti anni gli domandasse questa indulgenza, questo perdono. E Francesco rispose con tanta semplicità: santità, non anni, ma anime, chiede il Signore. Quello che io domando, il poverello, non è ma da parte di colui che mi ha mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. E Onorio III, uomo anziano, ma molto buono, Dio, gli accordò quanto richiedeva. Il 2 agosto 1216, dinanzi a una grande folla, alla presenza dei vescovi dell'Umbria, Francesco promulgò il grande perdono, dicendo innanzitutto: voglio mandarvi tutti in paradiso. Perdono, indulgenza che la Santa Chiesa lo condizionò con la confessione sacramentale 8 giorni precedenti e successivi, partecipare alla Santa Messa, alla comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Fratelli carissimi, eleviamo a Dio la nostra devota preghiera per avere di essa. Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, o Signore, nella tua misericordia. Salvaci, Signore, tua misericordia. Per la Chiesa, luce di Dio tra gli uomini, perché sotto la guida del Papa l'azione pastorale dei vescovi, il servizio ministeriale dei presbiteri e la testimonianza di fede di ogni cristiano renda sicuro il cammino di tutto il popolo di Dio. Preghiamo. Salvaci, o Signore, nella tua misericordia. Per l'umanità tutta, perché il messaggio di fraternità e di perdono portato da San Francesco ci trovi disposti ad accoglierlo e a praticarlo nella gioiosa consapevolezza di essere tutti ugualmente amati e salvati dal Padre. Preghiamo. Salvaci, Signore, nella tua misericordia. Per noi qui presenti, perché la salvezza di essere perdonati è in Cristo, fatti creature nuove. I frutti sono la pace e la serenità dello Spirito per essere nel mondo strumenti della vera letizia. Preghiamo. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Donaci, assieme ai nostri fratelli e sorelle defunti, di vedere la luce di quel nuovo giorno in cui tutte le creature, non più ferite dal peccato, saranno restituite alla gioiosa libertà di figli di Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Guarda questa tua famiglia che si onora di avere la Beata Maria Clerici. Concedi a noi per sua intercessione di corrispondere e partecipare alla pienezza della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'atto di Gesù sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto Gesù sia vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, Signore, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode, la festa in cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnando volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per l'eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i pani della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre della tua su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti
luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Con Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera ci renda sempre più disponibili a vivere le grandi virtù della fede, della speranza, della carità. Padre nostro, la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. A noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Amen. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non divenga per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati dell'agnello. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più
vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le tue creature, dono di Lui del suo immenso amore, dono di Lui del suo immenso amore. Preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenere per sempre Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci chiediamo che cos'è l'indulgenza. L'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano aprendogli il tesoro di Cristo per la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati e spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. E poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della comunione dei santi, noi possiamo aiutarli ottenendo per loro delle indulgenze, degli aiuti spirituali. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi e per le anime del purgatorio la missione delle pene temporali, conseguenza dei peccati.
proclamiamo le preghiere per ricevere, acquisire l'indulgenza plenaria del perdono d'Assisi, con la recita del credo. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo, tu figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre Dio è adorato e glorificato. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Secondo le intenzioni del gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e dei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. 393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal Padre consacrata col Figlio suo diletto e con il Santo Spirito. Signora Santa, Madre di Dio Maria, in te ripose il Dio sua pienezza di grazia, ogni bontà e virtù, di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria. Ultima, accanto a te ogni spirito si sente spinto a Dio, ora e nell'ora della nostra morte. Tu prega, Madre, per la nostra pace. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria.
Per
Cantate al Signore, canto, come meraviglie, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Quest'oggi grande festa per noi francescani e ad Assisi nella memoria di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. Questa piccola chiesa che ha avuto come ricordi gli inizi dell'ordine francese e che Francesco ha legato al Papa questa plenaria che noi vogliamo partecipare. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cristo elenso, Kyrie elenso, gloria, gloria. Gloria in excelsis Padre, uomini di buonti dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, diamo grazie. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altro Gesù Cristo, Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis gloria, gloria, in excelsis Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Figlio, che è con te nell'unità per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del Siracide. La sapienza è proprio elogio, in mezzo al popolo proclama. L'idea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Essere vinto, io e i miei rami sono piacevoli. Ti ho prodotto splendidi germogli e i miei fiori danno frutti. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna, sono donata a tutti i miei, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato d'ora in poi tutte le generazioni beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione per quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto per me. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi la sua nome per Abramo e la sua discendenza. Grandi cose ha fatto per me. Alleluia, alleluia, alleluia. Piena di grazia, il Signore è con te, fra le donne. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, sposo di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si Maria. Da lei disse: rallegrati, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco figlio lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre nella casa, con il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Ecco,
troviamo in tempi diversi dai tempi di San Francesco, in cui certi uno sforzo esterno e le indulgenze, che poi nella storia sono diventate anche occasione di divisioni, eccetera, ma bisognava pagarle e chi non aveva soldi per pagarle, niente. Oppure bisognava erano già iniziati i pellegrinaggi, e è una vita, da una vita non buona a una vita buona, in cui prima c'era anche una manifestazione, potremmo dire, pubblica di questo cambiamento, un lasciare cose, un dedicarsi alla carità. E Francesco allora i suoi inizia proprio a ottenere, proprio su invito del Signore, perché ha chiesto il Signore di avere una grazia speciale per quanti fossero pentiti dei propri peccati, confessati, di poter accedere subito al paradiso. Infatti lui annuncia questo dicendo: volti in paradiso, non qualcuno, tutti. E il Signore gliela e allora va dal Papa e chiede di ottenere questa indulgenza. Allora il Papa li conferma, ma solo per la Porziuncola ad Assisi, e solo un giorno, il 2 agosto. Ecco perché noi continuiamo ancora a fare questa indulgenza dal mezzogiorno del primo fino a tutto il 2 agosto, che adesso è stata ampliata non più solo alla Porziuncola, perché la Porziuncola è sempre presente in tutto il tempo dell'anno ora, ma il 2 agosto nelle chiese parrocchiali o nelle chiese francescane, sempre con le solite condizioni, almeno partecipare a una preghiera comunitaria, la comunione, la confessione prima della festa. Ecco, ma avendo noi oggi occasioni, non ci pensiamo molto alle indulgenze, perché se abbiamo bisogno andiamo a confessarci, abbiamo partecipato, recitiamo il rosario insieme, possiamo avere l'indulgenza parziale. Cioè ci sono tante forme che al tempo di San Francesco non c'erano, ma il rischio è di non essere convertiti, una vita mediocre o nel peccato e non rendercene conto, perché magari facendo questo, facendo quello, pensiamo di essere a posto. Ecco, questo è il peccato di superbia, penso, che può, se non stiamo attenti, annidarsi nella nostra vita. La parola di oggi ci porta a vedere quanto il Signore ha operato in Maria. Maria è grande proprio perché è scelta ad essere la madre del Signore e perché ha saputo dire con la croce. Allora la troviamo al cenacolo fino ad essere anche la prima, faremo la festa fra qualche giorno, assunta in cielo, in anima e corpo. Questa festa diventa anche per noi un'occasione per pensare al paradiso, questo dono che il Signore ci ha preparato per restare sempre con noi. Non si è accontentato, lo sappiamo, in quegli anni di vita terrena, ma anche dopo. Già ad ora possiamo vivere come in paradiso, ma più certamente quando concluderemo il nostro cammino terreno. Ecco, allora chiediamo alla Madonna con i suoi veri figli.
Fratelli e sorelle carissimi, eleviamo la nostra preghiera a Dio l'Altissimo, che ha benedetto la Vergine più di tutte le donne della terra. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascolta le preghiere. I cristiani sentono Maria come madre e la invochino con amore filiale, crescita di fede e disponibilità ai fratelli, preghiamo. Maria sia di stimolo a tutti i popoli nella ricerca dei beni celesti, terreno di ogni giorno, preghiamo. Perché ogni donna e ogni discepolo di San Francesco trovi nella Vergine Maria ispirazione per una vita di amore e di donazione, preghiamo. Perché le persone sole sappiano godere della dolce compagnia della Vergine, che ha collaborato con la sofferenza alla salvezza del mondo, preghiamo. Perché la meditazione della vita della Vergine di Nazareth ci insegni l'ascolto della parola, incessante preghiera, la promessa di Dio, preghiamo. E preghiamo per il Papa che si sta recando a Lisbona e per quelli che stanno per iniziare questa giornata mondiale, perché abbiano da trovare quella pace, quella serenità, quelle risposte che attendono, preghiamo. O Padre, donato segno del tuo amore senza limiti, aiutaci a porre la nostra vita sotto la sua materna protezione. Con lei, la sua Chiesa, che attende la salvezza del tuo Cristo, vivente per i secoli eterni. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, bevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. A te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode, nella festa della Madre, in cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
In alto rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominioni potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli, i serafini, uniti in eterna esultanza. Citano di voci nel nome. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. Sono pieni Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto nel nome Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue, Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, eterna alleanza, dato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, annunciamo del Signore, la tua resurrezione, l'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua compiere il servizio sacerdotale. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda
la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei necessità della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, in ogni tempo ti fui. Canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonare, ma liberaci dal male. Dio pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Ne compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace e volontà. Tu che vivi, ecco, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il cielo. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia, Signore, abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui e di vivere e regna nei secoli dei secoli. E ora facciamo preghiere che ci sono suggerite per lucrare l'indulgenza plenaria. Credo in un solo Dio, Padre del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della mezzo di lui cose sono state. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Pontio, morì e fu sepolto. E il terzo giorno, dato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i morti e il suo regno non. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per me. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. E per le intenzioni del Padre che sei nei cieli, sia santo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche rimettiamo i nostri. E non si liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria a Dio e allo Spirito. Il Signore sia Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua. Dio vi protegga sempre per il Padre, che ha dato al mondo l'autore. A tutti voi che celebrate con conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Ricordo questa sera, per chi lo desidera, alle ore 18 ci sarà la messa del Vespero qui in chiesa. Viva
Grazie.